Dopo il fallimento all'Europeo Under 21, Luigi Di Biagio lascia la panchina degli azzurrini, ad annunciarlo lo stesso tecnico in una conferenza stampa. In senso assoluto ho fatto un ottimo lavoro se l'obiettivo era rilanciare il calcio italiano e competere con le massime squadre europee, con tanti ragazzi che vanno in Nazionale A, ha detto l'ex CT. Poi ci sono le note dolenti, che sono quelle dell'Europeo. Non posso essere contento, ma non è stato un fallimento. Il responsabile principale sono io, ha proseguito Di Biagio. Mi fa piacere che si dica che per 3 partite l'Italia ha giocato bene, che ha fatto più tiri in porta di tutti e subito meno tiri. Nella mia esperienza, per l'80% delle partite abbiamo giocato meglio degli altri e quando si dice che non giochiamo a calcio, che non corriamo e che il nostro calcio non ha un senso logico, si è in malafede. L'Italia Under 21, essendo uscita di scena alle fasi gironi dell'Europeo di categoria, non si è nemmeno qualificata alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Un altro giocatore del Napoli sarebbe finito nel mirino di un top club europeo. Si tratta del centrocampista Fabián Ruiz, che secondo il media spagnolo AS potrebbe diventare un obiettivo concreto del Real Madrid. Il centrocampista sarebbe, secondo i Blancos, l'alternativa ideale a Pogba, essendo ormai tramontata la trattativa con il Manchester United. De Laurentiis valuta Fabián Ruiz non meno di 70-80 milioni di euro e non è disposto ad ascoltare offerte inferiori. Il calciatore spagnolo nel giro di una sola stagione ha già più che raddoppiato il suo valore. Il Napoli lo acquistò dal Betis Siviglia per 30 milioni. Attualmente impegnato con la Spagna agli Europei Under 21, Fabián Ruiz potrebbe rientrare nell'operazione James Rodríguez. Il colombiano è sempre più il nome in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti e l'inserimento del centrocampista ispanico potrebbe far decollare definitivamente la trattativa. Ufficializzato l'arrivo di Krunic dall'Empoli, il Milan è pronto a cedere una pedina a centrocampo. Sulla lista dei partenti c'è Frank Kessie, che piace molto in Premier League. Secondo i media inglesi, sono 3 le squadre interessate all'ivoriano: Arsenal, Tottenham e West Ham. La speranza dei rossoneri è quella di aprire un'asta con base di partenza fissata a 30 milioni di euro. Nell'estate del 2017, il Milan prelevò Kessie dall'Atalanta pagandolo 25 milioni. Arriva un'offerta dalla Cina per Ivan Perisic. L'esterno dell'Inter piace allo Shanghai Shenhua, che è pronto ad offrire 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore, a cui verrebbe garantito un contratto da 12 milioni a stagione. Una proposta che l'Inter sarebbe pronta a prendere in considerazione, ma che sembra non entusiasmare il croato classe 1989. Perisic ha già dato la sua disponibilità a restare, mettendosi a disposizione di Conte, ma in caso di addio ai nerazzurri, il suo sogno è giocare in Premier League.